Un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo ApoVF, Gruppo Grigolin. Cronache Trevigiane è una produzione Z Group. Comincia una nuova puntata di Cronache Trevigiane, vi parliamo ancora di Fiere di Santa Lucia e la cominciamo con il Presidente di Regione Veneto, buongiorno. Luca Zaia. Allora, buongiorno Presidente. Santa Lucia, tradizioni, 1351 anni, rimaniamo con i piedi per terra, è il caso di dirlo? Beh, direi che manteniamo i piedi per terra, soprattutto restiamo legati all'agricoltura, che è il vero comparto nel quale i valori fondanti, i valori di salvaguardia della comunità ci sono. Non c'è finanza creativa, non c'è speculazione, non ci sono mercati finanziari, ma c'è produzione di cibo che fa vivere la gente. Allora, comincia un 2012, riusciamo a trovare un po' di luce in fondo al tunnel? Ma noi la luce la vediamo sempre in un tunnel che si sta sempre di più definendo e ultimando. La verità è che noi dobbiamo anche ripensare di ridisegnare tutto un modello, che è quello del lavoro ai giovani. Un giovane su 4 sotto i 30 anni è senza occupazione, 2 giovani su 4 sotto i 30 anni sono precari, che è quello di pensare però anche di ridisegnare un modello economico. Non lo si può fare in una notte, non si può pensare di avere la bacchetta magica, ma sarà un percorso doloroso che durerà anni. Un messaggio a chi ci segue non tanto di speranza, ma diciamo di mettersi tutti in gioco, ognuno deve fare la propria parte, è stato detto, da Roma o meglio da Palermo a Bolzano. Guardi, io l'ho sempre detto, non si può pensare di tagliare le pensioni dei cittadini in una notte e poi di vedere che sui costi della politica si parla ancora di rimandare le decisioni. Sono fatti che non mi riguardano perché non sono in Parlamento, però penso che questa sia la direzione, ma sia anche la direzione di pensare che non possiamo sempre essere trattati come la gallina dalle uova d'oro. In Italia da nord a sud, se amiamo tanto dire che in questi 150 anni l'Italia è sempre più unita, lo si faccia anche pagando le tasse, lo si faccia anche facendo la propria parte. Il nord, il Veneto lo sta facendo e lo sta facendo alla grande anche per conto di chi non paga. Allora, Luca Zaia, grazie Presidente, grazie davvero per aver cominciato con noi questa nuova puntata. Noi ci fermiamo, un servizio di cronaca trevigiane e poi ancora tanta Santa Lucia, tra poco. Il 24 maggio 2012 il Giro d'Italia arriverà a Vedelago. Una data importante per il comune della Castellana, reso possibile dal grande lavoro svolto dal comitato Tappa, che è riuscito a convogliare tutte le energie del territorio. Sentiamo il presidente del comitato, il sindaco di Vedelago, Paolo Quaggiotto. Bisogna dire che la gente sta apprezzando quello che noi stiamo facendo e mi auguro che questo si protragga idealmente fino al 24 maggio, dove lungo il percorso tra il Tivoli, Castelfranco e Vedelago ci sia molta gente. Questa è la nostra speranza e noi stiamo lavorando per questo. Ecco le impressioni di Alessandro Ballan, campione del mondo di ciclismo e castellano doc. Sicuramente è un bel arrivo per velocisti, anche qui come ti ho detto prima non è per le mie caratteristiche, però è a fine giro, la 18ª tappa, quindi la fatica si farà sentire sulle gambe e non è detto che ci sia un attacco nel finale per un piccolo gruppetto oppure totalmente solo arrivare all'arrivo. Mi ricordo quando ero dilettante, qualche gara che ho fatto professionista tipo Giro del Veneto, qui vicino a casa con il pubblico, qualcosa di più, una motivazione in più per dare il 110%. Ora la parola va a Oscar Gatto, ciclista di Caselle dal Tivoli. È una tappa facile che ci vuole perché comunque viene verso la fine del giro. Sarà sicuramente l'ultima volata, è sempre duro dire volata perché comunque non si sa mai come possa andare a finire una corsa. Da parte mia ci metterò tutto il mio impegno e sicuramente mi butterò in caso di volata, mi butterò sicuramente in mezzo. Il presidente del comitato di tappa Paolo Quaggiotto sottolinea l'importanza dell'evento per tutta l'area della Castellana. È un evento importante perché se noi pensiamo all'impiego di network, alla visibilità che dà questo evento anche sulle TV nazionali ed internazionali, io credo che l'interesse e la partecipazione sia moltissima. La ricaduta mi auguro che sia molta, in termini di maggiore partecipazione per quanto riguarda le attività ciclistiche, ma soprattutto che questo momento di sport diventi un momento di promozione del territorio. Questo territorio ne ha bisogno, in modo tale che attraverso la visibilità del Giro ci sia
siano molti altri imprenditori che guardino in modo diverso alla nostra realtà territoriale della Castellana. Rientriamo in questo studio ideale dedicato alle fiere di Santa Lucia, un piede nella tradizione ma lo sguardo e la mente al futuro. Questa è anche un po' la filosofia di Latteria di Soligo, e incontriamo Mario Dalla Riva che è responsabile marketing. Allora, un lavoro incessante anche di educazione alimentare, ad esempio il nostro amico Roberto Dalcin cosa sta facendo? Roberto Dalcin sta preparando e facendo vedere come si fa la casatella trevigiana, come si faceva in casa una volta, e questa è una testimonianza della genuinità e era il formaggio, la casatella che mangiavano le famiglie rurali, no? Casatea, quindi il formaggio di casa. Formaggio di casa, la casata tradizionale l'abbiamo ingentilita. Oggi possiamo chiamare la nostra casatella trevigiana DOP come Lea. Lea è il marchio di Latteria di Soligo. Ecco Roberto Dalcin, allora il segreto per una buona cagliata qual è? Un buon latte, fondamentalmente un buon latte e tanta passione. Eccoci. Ecco, i bambini erano estasiati, no? Ma queste cose bisogna saperle perché esistono, sono concrete. Esattamente, sono 40 anni ormai che io ho le mani in pasta, lavoro specialmente con i bambini perché vogliono che comincino già a capire cos'è il latte, da dove viene il latte, e questi sono i risultati. Le mucche non sono viola, giusto? Esatto, e che il latte non si trova solo al supermercato. Allora, grazie a Roberto, grazie a Mario Dalla Riva, noi ci fermiamo qui, un altro servizio di cronache trevigiane e poi ancora tanta Santa Lucia, tra poco. La sicurezza e la salubrità dei cibi che finiscono sulle nostre tavole è uno degli argomenti che più sta a cuore ai consumatori, specie quando si parla di frutta e verdura. Per questo Codi TV, il consorzio difesa delle attività agricole dalle avversità, ha puntato l'attenzione sul tema dei macchinari usati per spargere agro e fitofarmaci, e lo ha fatto con un convegno andato in scena durante la tradizionale e millenaria fiera di Santa Lucia di Piave. Il presidente Valerio Nadal mette al centro di tutto la fiducia tra produttori e consumatori. La salute è tutto. La responsabilità che abbiamo noi agricoltori, tante volte forse nel passato è stata sottovalutata. Quando parliamo di botteghe degli agricoltori, la bottega degli agricoltori, questa è filiera, questo è il rapporto che l'agricoltore ha con il consumatore. La tracciabilità non è solo un foglio di carta, non è un'etichetta, ma è un modo per guardarci negli occhi, è un modo che l'agricoltore ha per confrontarsi, ma più che altro per dialogare con il consumatore, in modo tale che l'agricoltore possa spiegare al consumatore qual è la differenza del prezzo. La fiera di Santa Lucia di Piave ha visto protagonista il Codi TV non solo con il convegno, ma anche con 2 stand presenti all'interno della manifestazione, dove il pubblico ha potuto osservare il funzionamento di una stazione meteo per l'agricoltura, nonché l'esposizione di macchinari agricoli, in particolare degli atomizzatori, le macchine usate per distribuire gli agrofarmaci nei campi. Tra il consumatore e il produttore è un rapporto importantissimo, ci si guarda negli occhi, ben vengono queste botteghe degli agricoltori, questo impegno degli agricoltori, perché questa è la seconda fase, non solo produrre, ma l'impegno che ha l'agricoltore di rapportarsi direttamente con il consumatore. L'imprenditore agricolo come garante della salute, questo è il titolo del convegno che ha coinvolto anche altri enti. A rappresentare Coldiretti Treviso il presidente Fulvio Brunetta, che punta l'attenzione sulla necessità di lavorare in sinergia e sulla formazione. È un processo che, accompagnati dagli enti ULS per il nostro territorio oppure la VEPA per quanto riguarda la condizionalità, va ad incidere anche sull'attività che fanno gli agricoltori, e mi dà l'idea che questo si sta percependo e sempre di più si stanno formando da questo punto di vista. Emanuele Barattin, presidente del Consorzio Agrario di Treviso e Belluno, è convinto, nel caso di utilizzo di fitofarmaci, della necessità di ricorrere a tecnologie e macchinari moderni. Questi qua, oltre che non far deriva, ti fanno risparmiare, loro dicono anche il 70%, però a me basta anche il 50%, e quindi sia per l'ambiente, per l'impatto ambientale, sia a livello economico per l'azienda, è una cosa veramente, è una soluzione, una tra le più belle per l'agricoltura degli ultimi 20 anni secondo me.
Un argomento che meriterà altre discussioni, ma che mette in evidenza l'importanza degli operatori agricoli per la sicurezza alimentare di tutti i consumatori. Ancora le fiere di Santa Lucia, e mentre ammiriamo questo pezzo davvero di storia della tecnologia agricola, qui siamo intorno al 1901, la Russell, una marca americana, un trattore, una macchina agricola che va a vapore, a legna, diciamo così. Noi ci fermiamo qui, un po' di pausa e poi seconda parte di Cronache Trevigiane, tra poco. E rientriamo in questo studio ideale, ancora fiere di Santa Lucia, e vedete qui la nuova tecnologia, si guarda al futuro e si parla di sicurezza in agricoltura ovviamente. Beh, non potevamo non interpellare Sergio Bassana. Allora Sergio, buona giornata. Allora, macchine sempre più, diciamo, importanti per l'attività agricola. Sempre più tecnologiche, sempre più importanti, sempre più produttive, sempre più economiche nei consumi. E adesso la nuova sfida sono i nuovi sistemi satellitari che consentono di razionalizzare molto il lavoro dell'operatore, rendendolo più facile, più ergonomico e più produttivo. Allora, un settore primario che nonostante la crisi cerca sempre di tener duro e di guardare avanti con fiducia? Sicuramente sì. Un momento anche, direi, buono che stiamo attraversando. I prezzi dei cereali stanno tenendo buoni livelli già da 2 anni. Il latte si sta difendendo bene, i nostri formaggi stanno trovando una posizione importante all'estero. Sta tornando da qualche mese, c'è anche aria sui prezzi degli animali da carne, quindi è un momento... Ecco, alla ricerca invece di notizie, di novità, John Deere sbarca in provincia di Treviso, se non sbaglio. Sì, siamo a Treviso Belluno, da poco abbiamo aperto una nuova filiale a Vedelago. Siamo arrivati in una provincia nuova, dopo Vicenza, Padova, Rovigo e Venezia. John Deere ci ha affidato anche Treviso Belluno. E per noi è una sfida sicuramente impegnativa, ma nella quale metteremo tutto il nostro impegno e tutta la nostra passione. Allora, appuntamento a Vedelago, ovviamente immancabile. Grazie a Sergio Bassana, noi ci fermiamo qua, un servizio di Cronache Trevigiane e poi ancora tanta Santa Lucia, tra poco. L'energia di Marca sbarca a Vicenza. Ascotrade, la società trevigiana leader nella vendita di gas ed energia elettrica, ha inaugurato un nuovo ufficio commerciale, il primo al di fuori della provincia di Treviso. Un mercato in cui Ascotrade conta già circa 100.000 clienti e un territorio in cui l'azienda si è distinta con iniziative a favore dei cittadini che subirono danni per l'alluvione. Ce ne parla il presidente di Ascotrade, Stefano Busolin. L'evento drammatico dello scorso anno, non siamo rimasti silenti e siamo intervenuti nei confronti dei nostri clienti che ci erano stati segnalati dai sindaci delle località colpite, e a questi abbiamo rimborsato il consumo invernale del gas dell'anno 2010-2011. Non solo servizi di qualità e tariffe vantaggiose, Ascotrade si distingue dalle società concorrenti per la vicinanza al cliente e al territorio, come ci spiega il presidente Busolin. Noi ci confrontiamo con le nostre tariffe che sono sicuramente concorrenziali, puntiamo molto nel post vendita, puntiamo nella professionalità dei nostri clienti, verso i nostri clienti. Noi non abbiamo multinazionali, i nostri proprietari sono i comuni della provincia di Treviso e questo non ci fa mai dimenticare la nostra matrice pubblica che ci permette anche di approcciarci in modo rispettoso nei confronti dei nostri clienti. Il nuovo ufficio a Vicenza porta ai cittadini una nuova opportunità per la scelta del rifornimento energetico, ma anche nuove opportunità di occupazione. Un messaggio positivo da Ascotrade in periodo di crisi economica. Ecco il commento di Stefano Busolin. Per noi fare impresa significa ovviamente anche creare benessere, e arrivare a Vicenza significa creare almeno nuovi posti di lavoro. Per noi sono 10 commerciali che avranno opportunità di trovare un'occasione per trovare un nuovo posto di lavoro in un momento particolarmente difficile, e questo mi pare un'attenzione importante da parte di chi fa impresa. Il
presepe rappresenta in tutta Italia l'essenza stessa del Natale. A Valdobbiadene, presso Piazza Marconi, il professore e artista Maurizio Ruggero ha creato un presepe molto particolare che unisce il paesaggio veneto alla grande tradizione artigianale campana. L'artista campano ci descrive la propria opera. In questo presepe innanzitutto io ho voluto unire i paesaggi, ecco, così dolci delle prealpi venete, quindi delle colline qui del Prosecco, con gli anfratti rocciosi, ecco, le vertigini della costa amalfitana da cui io provengo. È stato un incontro di due terre, in effetti, per sottolineare che, ecco, che dalla bellezza può nascere, anche dalla bellezza del presepe e dalla umiltà del presepe può nascere un mondo migliore. Maurizio Ruggero, assieme a un gruppo di amici, studenti e suoi ex allievi, è riuscito nell'impresa di realizzare un'opera di rara bellezza che scalda i cuori al primo sguardo. Ma che significato ha il presepe per Maurizio Ruggero? Per me il presepe rappresenta il mondo perfetto, il mondo della fantasia, dei sogni, il mondo che uno costruisce con le proprie mani e che vorrebbe, ecco, in un'epoca dove si parla di continui attacchi all'ambiente, dove purtroppo regna il brutto, anche da un punto di vista architettonico, urbanistico, la semplicità, la purezza delle forme che esprime un presepe ci riporta comunque a un mondo migliore. Immancabile a Santa Lucia ovviamente il mercato del bestiame che si svolge da 1351 anni. Diciamo che il lunedì della festa c'è sempre questo mercato che continua a portare questi ospiti straordinari, no? Particolari. Il musso che quest'anno ce ne sono meno perché con la scura di tutte queste carte di regola che ci sono ci vogliono troppi documenti. Se io compro un asino per l'amante di mia moglie ci vuole il numero della stalla, hai capito il discorso? Ho capito il discorso. Ad esempio, adesso che usi se ne fanno di queste bestie? Per fare compagnia a qualche cavallo da sella, per fare compagnia a qualche bambino piccolo e vanno molto nei ristoranti, nei piccoli agriturismo. Le fattorie didattiche, esatto. No? Ad esempio, quanti anni ha questo? Questa è più giovane di sua mamma, ha 6 anni. 6 anni compiuti, non c'è più la rotta qua. Certamente. Ecco, più in là c'è un cavallo che ha fatto il pelo bianco che è addirittura una rarità perché ha più di 30 anni. Perché il cavallo bianco non nasce, diventa bianco con la vecchiaia. Il cavallo bianco non nasce bianco, diventa bianco con gli anni. Ecco, ma più di 30 anni è davvero un record. Sicuro, anche di più quello lì. Perché c'ha il cavallo bianco, butta nero, la carne di quel cavallo lì è nera dentro. È proprio nera, è nera come la carne di cavallo, si dice in dialetto. Allora io ti ringrazio davvero per questa spiegazione, per averci un po' portato dentro Santa Lucia nella tradizione. Noi ci fermiamo qua, tra poco diremo a questo signore quando ci vedremo, ma noi ci rivedremo invece per le conclusioni. Il Veneto punta a diventare il primo distretto turistico di golf del paese e lo fa con un manuale per l'accoglienza del turista golfista, un vademecum per aiutare i circoli veneti a consolidare e qualificare l'offerta dei propri green sotto il profilo dell'accoglienza turistica e fidelizzare così gli appassionati di golf che scelgono il Veneto e i suoi 40 green per sfidarsi, ma anche per scoprire le bellezze della regione, come spiega l'assessore regionale al turismo Marino Finozzi. E questa iniziativa che la Regione Veneto sta finanziando da qualche anno, che vede nel trasformare i nostri campi da golf come una vera e propria attrazione turistica. Sono tantissimi gli appassionati del golf, soprattutto che arrivano dal nord d'Europa, dove lì il golf è quasi più diffuso che il calcio, e i nostri campi da golf hanno bisogno di agganciare questa grande potenza turistica che è il Veneto attraverso anche dei corsi di formazione, di preparazione.
La Regione spinge per un salto di qualità. Il manuale, frutto di un lavoro di 2 anni del Consorzio di Promozione Turistica Marca Treviso, con il supporto della Promo Team di Preganziol, vuole essere uno strumento formativo e informativo per tutti gli addetti ai lavori. Qualche giorno fa abbiamo distribuito questo Vadaimeco, una base su cui poter cominciare ad avere un atteggiamento di accoglienza da parte di questi campi da golf che ovviamente all'origine non avevano come vocazione. Quindi utilizzare i campi da golf come ulteriore strumento per portare in Veneto dei turisti, quindi significa anche portare ricchezza. Chi deciderà di adottarlo, ha precisato poi l'assessore, sarà partner privilegiato delle azioni promo commerciali attuate dalla Regione sul mercato internazionale. Un'occasione ghiotta dunque per migliorare i servizi turistici e fare dei green del Veneto la chiave di accesso alle bellezze artistiche e ai tesori naturalistici di tutta la regione. E siamo arrivati alle conclusioni di questa puntata e le facciamo con il sindaco di Santa Lucia di Piave. Sindaco, buona giornata, e con il presidente dell'ente Fiera, Domenico Dalbò. Allora, sindaco, delle fiere di Santa Lucia che mantengono la tradizione e che riescono a reagire anche ai momenti più bui. Mantengono le tradizioni, ma direi in maniera straordinaria, sanno anche rinnovarsi, e questa sinergia che è nata grazie all'azienda partecipata dell'ente Fiera e presieduta dal dottor Dalbò dà l'immagine proprio, ma non solo, anche concreta, dello sforzo e della mission che ha l'amministrazione comunale per il futuro rispetto a questo momento fieristico molto importante. C'è un cambio anche degli espositori, un rinnovamento anche degli stessi espositori e anche delle iniziative che vengono svolte all'interno della fiera, insomma, per dare un messaggio molto forte in un momento anche difficile. Certamente, ecco, in tanti discorsi autorevoli a questo inizio fiere, guardando al futuro, questi discorsi cosa ci dicono? Ci dicono che l'agricoltura ritorna ad essere punto di riferimento della società, significa che questo ente fiera, grazie alle sinergie che abbiamo con l'amministrazione comunale e un rapporto perfetto, ci ingrandiremo. Il prossimo anno partiranno dei lavori di ristrutturazione dei padiglioni e quindi noi cerchiamo di essere punto di riferimento per quella regione Alpe Adria che gravita attorno a questa fiera di Santa Lucia. Quindi una reazione, tanti progetti in cantiere, il settore primario che fa davvero il primario come deve essere in economia e anche quando si guarda al nuovo sviluppo. Teniamo presente che qui abbiamo 6 nazioni presenti dell'agricoltura, quindi la zona della Carinzia, l'Austria, la Francia, la Slovenia, la Croazia, quindi è un punto di riferimento importante per questo nord-est. Allora, grazie a Domenico Dalbò, grazie al sindaco di Santa Lucia. Noi ci fermiamo qui e Cronache Trevigiane, come sempre, tornerà la prossima settimana, stesso orario, stessa televisione. Alla prossima. Un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo ApoVF, Gruppo Grigolin. Cronache Trevigiane è una produzione Z Group.